Ciao TNS Friends, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Oggi riprendiamo il discorso della calma e vediamo come costruire con un esercizio questa calma segnando come market la copertina. Lo andiamo subito a vedere. Con calma. Mamma mia che battute, oh. Prima di vedere come costruire l'esercizio, ragioniamo su una cosa che abbiamo lasciato in sospeso dal video precedente, e precisamente dove posizionare la copertina in casa. Come abbiamo già detto nel video precedente, la copertina deve essere una zona franca per il cane, quindi una zona in cui il cane sa che può andarci a riposare tranquillamente senza venire disturbato. Quindi dobbiamo cercare una zona che sia di comfort per il cane, quindi lontano da fonti di calore che potrebbero dar fastidio al cane in quanto potrebbe avere troppo caldo, e allo stesso modo lontano da posti troppo freddi, che potrebbe appunto non essere un comfort per il cane. In più lontano da zone di passaggio, altrimenti ogni volta che dovremo passare andremo a disturbare il riposo del cane, e lontano dalle soglie. Anche perché mettere a riposare il cane vicino a una soglia potrebbe significare dargli il compito di controllare quella soglia. Quindi rischieremmo che il cane non riuscirebbe mai realmente a riposare perché sarebbe sempre in allarme dal controllare l'entrata e l'uscita di queste soglie. Inoltre ricordiamoci di metterla anche distante da finestre o porte finestre che appunto possiamo pensare di andare ad aprire o chiudere, e ci sono gli spifferi d'aria, e quindi sempre un disturbo da parte nostra o da fattori esterni per il riposo del nostro cane. L'ultima cosa da tenere in considerazione è anche cercare un posto in cui non ci sia la possibilità di caduta di qualcosa. Per esempio non stiamo a metterlo, non lo so, vicino al lavandino perché magari dobbiamo lavare i piatti e gli cade una pentola in testa. Questo e anche tutti gli altri casi potrebbero andare a marcare negativamente la copertina per il cane. Quindi se si verifica uno di questi avvenimenti potrebbe far pensare al cane che quella copertina in realtà non è poi così comoda, perché rischia che gli cada in testa una pentola, che gli passiamo davanti e indietro tutto il tempo, e quindi non ci andrebbe a riposare volentieri. Quindi pensiamo molto bene a dove mettere la copertina, un posto che sia tranquillo, in cui non andiamo a disturbare troppo il cane, ma allo stesso tempo che non sia troppo isolato. Altrimenti il nostro amico rischierebbe di sentirsi isolato dal resto della famiglia. Detto questo, come costruiamo la calma collegando la copertina? Adesso lo vedremo sull'attività pratica. Intanto te la descrivo. Noi dobbiamo sistemare la copertina e sederci vicino al cane. Appena il cane arriva sulla copertina, noi gli lasciamo cadere a pioggia dei bocconcini sulla copertina, appunto, in modo tale che il cane, arrivando sulla copertina, si trovi dei bocconcini. Quindi scelga di rimanere sulla copertina per vedere se riceve altri premi. In questo noi non dobbiamo farci vedere, in modo che il cane non sappia bene da dove arrivino questi bocconcini, ma sappia che, stando semplicemente tranquillo e disteso in quel posto, ogni tanto arrivano dei bocconcini. Quindi il cane andrà a riproporre un comportamento che è funzionale per lui. Più me ne sto disteso, più mi arrivano i bocconcini. Quindi sto ancora più disteso e quindi mi arriveranno ancora più bocconcini. E così via, fino a costruire lo stato di calma del cane. Ovviamente pian piano andiamo a dilazionare questi bocconcini nel tempo, quindi aspettiamo sempre più tempo prima di farglieli cadere. E anche se dovessimo passare vicino magari alla copertina e il cane rimane tranquillo, approfittiamo e gli buttiamo a pioggia appunto dei bocconcini. Comunque, vediamolo nello specifico. Ed eccoci qua, come vedi ci mettiamo sul divano col cellulare o anche guardando la televisione, insomma facendo tutto quello che vuoi. L'importante è che ignori il cane. Se il cane sta sulla sua copertina, noi non facciamo altro che gettargli dei premietti a pioggia appunto sulla copertina. Se il cane sceglie di stare sempre sulla sua copertina, continuiamo a premiarlo continuamente, in modo da rafforzare il suo stato di calma, e prolunghiamo sempre di più i tempi di attesa tra un bocconcino e l'altro.
Ok, adesso ti saluto perché sta arrivando, vedi. Con lei non è molto facile perché lei sa già che quella è la sua copertina e deve star lì, quindi se si vede piovere dei premietti, lei dice: ah ok, stiamo facendo l'esercizio in cui mi dai i premietti. In più qua c'è una luce, lì c'è una luce, insomma è pieno di luci, è insomma una situazione complicata. Comunque spero che l'esercizio tu l'abbia capito. Nel frattempo io ero zitto, mi guardavo la TV e la ignoravo totalmente. Torniamo allo studio. Ecco, avete visto com'è semplice con la Spring, che ormai lo fa da 7 anni, anzi ormai non gli butto più i bocconcini perché si è costruito questo suo stato di calma e ha capito che sulla copertina si va a riposare e si sta tranquilli. Col vostro cane, e specialmente con un cucciolo, non sarà così facile, però continua e non mollare e pian piano vedrai che anche tu riuscirai ad ottenere lo stesso risultato. Una volta che hai imparato a stare sulla copertina, glielo possiamo riproporre anche in esterna. Guarda qua. E ho scelto proprio questa panchina, sembreremo un po' Ale Franz, i mitici Ale Franz, saremo Tiz e Spring, i nuovi Ale Franz, Dai, incominciamo. Ed eccoli che arrivano, hanno scelto la loro panchina e mettono giù lo zaino, tirano fuori la copertina, guarda che scattosi, madonna. Ecco, butta giù la copertina e inizia a buttargli i premietti, esattamente come facevamo in casa, lo andiamo a rifare in esterno, vedi che non lo calcola, legge il suo cellulare, eventualmente potete portare un libro, l'importante è che appena il cane si distrae le facciamo cadere a pioggia di bocconcini senza farci vedere. E il gioco è fatto, occhio che arriva di nuovo. Hai visto che è semplice? Mi sono dimenticato i bocconcini. Tu devi usare invece i bocconcini per premiarlo, ok? Visto che io facevo un po' di finta di buttare i bocconcini perché me li sono dimenticati. È una giornata un po' così. Comunque lo scoprirai nel vlog di questa settimana che sto girando adesso, quindi in realtà il vlog uscirà domenica prossima. L'importante è che la voce dall'esterno ti abbia spiegato bene quello che stavo facendo. Non vi resta che chiamare fuori il cane. Vieni. Brava. Vedi? Prendi la copertina, la rimetti nello zaino e torni a partire per la passeggiata. Dai, torniamo in studio. Hai visto? Portando in esterna una copertina da asporto, quale per esempio io utilizzo un semplice asciugamano in microfibra che puoi piegare e ti diventa veramente molto piccola da poter mettere nello zaino, così all'occorrenza la posso tirare fuori e mettere a terra. Ricordiamoci che la utilizziamo come un marker e quindi ha la semplice funzione di definire un momento in cui noi staremo tranquilli e seduti per un po' di tempo, quindi ci devi aspettare. Se poi il cane preferisce stare sull'erba vicino alla copertina, va bene lo stesso, l'importante è che associ il fatto che la copertina a terra significhi un momento di calma, quindi dobbiamo semplicemente stare fermi per un po'. Ricordiamoci di valutare anche la stagione in cui facciamo questo esercizio, perché chiaramente d'estate o comunque quando c'è il sole e magari fa caldo è meglio metterla in un posto in ombra, in modo che faciliti e scelga lui stesso di stare sulla copertina, anche perché è in ombra e quindi magari un po' più fresca. Nelle stagioni in cui ha piovuto invece possiamo scegliere di usare quelle copertine in cui sotto hanno una parte impermeabile, in modo che la parte sopra non si bagni e quindi il cane scelga di stare all'asciutto. E questo è tutto, è un esercizio molto importante, quindi fatelo e fatelo sempre. Approfittate anche nelle passeggiate. Uscite, fate sfogare il cane, una volta che ha fatto le sue corse, approfittate per rilassarvi anche voi. Prendetevi all'inizio, bastano quei 5 minuti. Pian piano andiamo ad allungare il tempo e vedrai che potrai portarti il cane con te praticamente sempre ed ovunque, perché avrai un cane facile da gestire. Se questo video ti è stato utile e vorresti vederne degli altri, non ti resta che iscriverti al canale ed accendere la campanella in modo che verrai sempre avvisato sui nuovi video che caricherò sul canale. In più, se hai qualche domanda, non esitare, commenta pure sotto e ponimi le tue domande e dimmi di cosa vorresti parlare. In più, ricordati di mettere un bel mi piace per farmi sapere se questo video ti è piaciuto. E anche per oggi è tutto. Chiamiamo la Springy per il salutino. Ed eccoci qua, un saluto da Tiz e Spring di tnsproject.com. Ciao!